Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ci troviamo in località Rozzo, sull'altopiano di Asiago e siamo sulla curva Tallella e da qui parte il sentiero 802 del CAI. Quindi venite con me e vi spiego oggi cosa andiamo a scoprire. Allora, visiteremo 3 siti come indicato sul cartello, in ordine Altaburg, che significa civiltà antica e troveremo una croce, poi Altarknoto, che significa antica pietra, infatti troveremo questa gigante pietra a forma di altare, e per finire Alta Kugella, che significa antico riparo. Allora, il percorso è di circa 5 km e il tempo da impiegare è circa sulle 2 ore. È un giro ad anello, molto bello perché è in mezzo al bosco e poi arriveremo su una parte esposta che ci darà un stupendo panorama sulla Val d'Astico e andremo a vedere l'ultimo altare pagano in Italia, così almeno dice la leggenda. Adesso noi andiamo a vedere Altaburg, la croce. Andiamo. Ed eccoci sotto la croce di Altaburg, che in cimbro vuol dire antico villaggio. Siamo a quota 1300 metri. Questa croce fu costruita nel 1900 dagli abitanti di Rozzo. E qui possiamo ammirare un stupendo panorama sulla Val d'Astico. E beh, questa è la prima tappa, adesso andiamo a vedere l'antico altare pagano. Ed eccoci ritornati al bivio e adesso andiamo all'Altarknoto. Ed eccolo, cominciamo a vederlo.
adesso, da come potete vedere, da qui si scende e noi scendiamo all'altare. Bisogna stare attenti perché è scivoloso, però ci sono dei gradini di ferro. Andiamo. Eccoci arrivati all'altare. Qui popoli provenienti dalla Baviera e dal Tirolo si insediarono qui e si dice che fecero i loro riti pagani con sacrifici, però di certo non c'è niente, è solo un'antica leggenda che lascia sempre il suo grande fascino. E adesso di qua. Questo era un antico riparo preistorico. E adesso andiamo a concludere il nostro giro. Allora, volevo dirvi che i miei video escono sempre di venerdì. Spero
spero sempre di riuscire a darvi nuove mete da visitare, da vedere, da conoscere con semplicità, immersi nella natura. E se vi piacciono, per sostenere il canale, condividete pure con chi volete, con gli amici, i parenti. Per me è un onore. Ma il nostro video non si conclude qui oggi, perché nella strada del ritorno ci fermeremo a visitare la Madonna del Buso. Vi ricordo sempre che sotto nei video in descrizione trovate tutti i link dei percorsi e dei posti che visito, e se volete lasciare qualche commento a me fa solo piacere. Ora andiamo. Ed ecco che dopo aver abbandonato la strada bianca troviamo il cartello Curva Tellella e andiamo in mezz'ora dove abbiamo la nostra macchina. Quindi prendiamo ora la strada asfaltata. Ed eccoci arrivati alla macchina. Facendo il sentiero 802 del CAI abbiamo visitato questi 3 meravigliosi siti, un giro veramente molto bello, tranquillo, con dislivello di 290 metri e una distanza percorsa di circa 5 km. E adesso io vi saluto e ci vediamo alla Madonna del Buso. Seguitemi. Ed eccoci alla Madonna del Buso. Ci siamo spostati di circa 23 km e ci troviamo a Gaglio. Ed ecco qui questo santuario piccolo dedicato alla Madonna del Caravaggio. E adesso andiamo a vedere il Canyon del Buso. Qualcosa di veramente spettacolare.
Beh, che dire, la natura sa come stupirci. Beh, ed eccoci arrivati alla fine di questo Buso Vecchio. Finisce con questo muro. Io posso altro che salutarvi e ringraziarvi se avete visto il video fino a qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi piace lasciate un like e alla prossima esperienza. Ciao!